Vincenza Gaziano è stata riconfermata presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. La sua elezione è avvenuta durante la prima seduta dell'organismo, che è stato rinnovato nei giorni scorsi. Il Consiglio ha eletto inoltre Angelo Avanzato vicepresidente, Riccardo Quelli segretario e Gianluca Sprio tesoriere. La neopresidente Gaziano è stata la prima degli eletti con 765 voti. Avvocato Gaziano, lei è stata riconfermata all'elezione che è il presidente dell'ordine. Con quale impegno e con quali prospettive? Intanto desidero ringraziare sentitamente i colleghi consiglieri che hanno voluto rinnovarmi la fiducia eleggendomi nuovamente a Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Per me è un grandissimo onore, oltre che una responsabilità di cui nuovamente mi faccio carico con grande passione, grande determinazione e con la tenacia che ci ha contraddistinti nel biennio precedente. Quello che auspichiamo per il quadriennio a venire e di poter continuare nel solco del lavoro già intrapreso nel biennio precedente a tutela dell'avvocatura agrigentina e con l'auspicio di poterla rappresentare con orgoglio in tutte le sedi istituzionali, regionali e nazionali, sperando di poter dare una nuova opportunità di crescita tanto in termini di formazione quanto complessivamente a tutela della professione in un momento di grande cambiamento che ci vedrà comunque impegnati nel volerlo interpretare al meglio e per poter garantire il decoro, la dignità, la libertà e l'indipendenza della nostra professione. Come valuta questo momento? Mi riferisco alla politica italiana, tutte queste polemiche sull'ergastolo 41 bis che sta infiammando un po' l'attenzione del mondo della stampa nazionale. Ma diciamo entrare nel merito del dibattito politico che molto spesso è animato da ragioni di parte, non credo sia interesse dell'avvocatura. Quello che è interesse dell'avvocatura è approcciare un tema così delicato come quello del 41 bis e dell'ergastolo ostativo, soprattutto dal punto di vista tecnico o giuridico. È un dibattito che non può essere liquidato e affrontato diciamo prima fase e guardando agli aspetti che l'opinione pubblica magari guarda in un primo momento. È un tema che merita grande approfondimento perché si compendiano e devono essere compendiati diversi interessi e diritti che sono di rango costituzionale. Da una parte certamente la finalità della pena, che non è solamente retributiva, ma che soprattutto ha la finalità del reinserimento sociale, oltre che dell'effettività di questa pena stessa. È non trascurabile l'aspetto della speranza da ridare all'uomo che ha comunque espiato la sua condanna. È un argomento che vede ragioni che militano da una parte e dall'altra e che non può essere legato ad una bandiera politica, ma che deve essere attenzionato con un approfondimento più che altro tecnico-giuridico.